Oltre 16.000 euro è la media di quanto ogni giorno è stato versato dai veneti tramite SMS per aiutare gli alluvionati. Circa 1.800.000 euro, una cifra davvero considerevole a cui va aggiunto 1.600.000 euro raccolti grazie al conto corrente di solidarietà presso il tesoriere della regione. In tutto quasi 3 milioni e mezzo di euro. I numeri li ha snocciolati stamane nel primo appuntamento con la stampa del 2011 il governatore Luca Zaia. È un grande bilancio, ringrazio tutti i veneti per quello che hanno fatto. Stiamo parlando di oltre 3 milioni e 400 mila euro donati con gli SMS, direi che il risultato si è assolutamente raggiunto. Alle somme raccolte va aggiunto ovviamente anche lo stanziamento da parte del governo di 300 milioni di euro, ma per rispondere alle esigenze del territorio, dice il Presidente, servirà molto di più. La solidarietà dunque continui. Intanto Zaia ha annunciato di aver firmato un'ordinanza da una cinquantina di milioni di euro da erogare ai geni civili, 11 milioni a Verona, 13 a Padova e Vicenza, 2 milioni a Treviso e Venezia e 5 a Belluno, per la messa in sicurezza di strutture arginali e golenali nelle singole province. E da domani lo stesso governatore sarà a Roma per discutere delle grandi opere per porre in sicurezza i territori. È una partita strategica e necessaria, ha sottolineato Zaia, senza la quale i disastrosi eventi di 2 mesi fa si ripeterebbero con analoghi effetti in caso di identiche precipitazioni, come è accaduto in alcuni comuni padovani nei giorni di Natale. Il costo degli interventi si aggira sui 2 miliardi di euro. Rifacimenti di argini, pulitura di alvei, casse di espansione, bacini di laminazione, opere necessarie per non avere più un'altra catastrofe come quella di fine ottobre.